Attimi di disperazione e rabbia per familiari e amici di Michael Boschetto, 32 anni, morto accoltellato al fianco nel cortile della sua abitazione in via Gomiero, Villafranca Padovana. Una tragedia esplosa all'alba. Sono passate da poco le 6 quando al 112 arriva una richiesta di soccorso per un accoltellamento. In via Gomiero e Trambusto i cani iniziano ad abbaiare, molti si svegliano. Si affaccia alla finestra di casa anche un ispettore della Digos che vive qui, che riconosce il presunto omicida Giacomo Friso, 34 anni, un giovane che gli abita di fronte, lo vede scappare. Immediato scatta l'allarme. Il poliziotto insegue il giovane, non lo molla, in costante contatto con il 112 fino a quando non lo vede seminascosto in una siepe e lo blocca. Sul posto nel frattempo sono arrivati i soccorsi, ma per Michael Boschetto non c'è nulla da fare. Tra i primi ad accorrere la fidanzata del 32enne che finito il lavoro lo stava raggiungendo, preoccupata perché Michael non le rispondeva al telefono. Immediate scattano le indagini per capire cosa sia accaduto. La strada viene bloccata da carabinieri, polizia e polizia locale. Per ore proseguono i rilievi. Il corpo di Michael Boschetto lascia via Gomiero poco dopo mezzogiorno. Tante le domande senza un perché. Un dramma nel dramma forse all'origine di questo terribile omicidio che ha sconvolto il sabato di ponte a Villafranca Padovana. Il presunto assassino che è stato arrestato era stato visto più volte in questi giorni in paese in stato di visibile alterazione e più volte pare siano stati chiamati anche i carabinieri. Era già 3 giorni che era abbastanza, che andava in giro col coltello in mano, roba del genere. Però era già 3 giorni che non era, che era un po' impazzito. Lo chiamavano Furia. Furia lo chiamavano. Giacomo Friso, il presunto assassino, era a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'omicidio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe arrivato al termine di una violenta lite tra i due nel cortile della casa di Michael Boschetto, dove sono stati ritrovati e sequestrati 2 coltelli da cucina. A Villafranca Padovana la famiglia e gli amici piangono Michael. 2 lavori, una fidanzata. Michael Boschetto ce la stava mettendo davvero tutta. Sempre un bravo ragazzo, sì, si comporta bene, va bene. Qua per Campodoro, Villafranca, lo vedevi, girava col coltello, ma andava fermato prima perché una sera qua in bar aveva il coltello e i carabinieri sono arrivati, l'avevano portato via, dopo lui non so se è scappato, è riuscito a tornare, ma paura no, però secondo me andava fermato prima. Poi uno essere 3 giorni in giro, lo vedevi girare in bicicletta alle 5-6 mattina. Cioè. La frase ripetuta di bocca in bocca, Giacomo Friso, il 34enne in stato di arresto per l'omicidio di Michael Boschetto, secondo l'agente di Villafranca Padovana, non era in sé in questi giorni e spesso sarebbe stato visto girare con un coltello in mano. A confermarlo è il titolare del bar del centro. È venuto qua e ha avuto problemi l'altro giorno? L'altro giorno non problemi. Hace 2 anni non l'ho visto. Solo l'altro ieri sono per me volta a Quatale. Quando Quatale io disse la persona non è buono, chiama carabinieri via. Perché il cliente non buono non le piace, capito? No, è stato venerdì mattina che mi ha raccontato lui che a Camisano i carabinieri lo hanno portato in ospedale perché era fuso anche lì e gli ho detto guarda che prima o dopo se fai qualcosa, gli ha detto che a lui non gli interessa niente di morire. Nessun atto era arrivato in questi giorni però sulla scrivania del sindaco di Villafranca, Fausto Dorio. Ufficialmente non ero mai stato avvisato di questo e quindi non avevamo neanche messo in moto l'alert che in questi casi dovrebbe essere attenzionato. Non aveva avuto una vita semplice. La comunità lo conosceva, però non pensava arrivasse a tale azione. A Michael Boschetto e alla famiglia la vicinanza del primo cittadino. Era un ragazzo che stava cercando di venire fuori da un percorso abbastanza difficoltoso e ha lasciato molto rammarico, stava cercando di fare il suo bene, insomma. Non era uno che ha avuto fortuna nella vita. Un dolore enorme che esprime a nome di tutto il paese. 2 ragazzi di 30 anni che si sono giocati la vita, non va bene.
lavora per la Dunata? Si lavora per la Dunata. Ognuno dà il suo contributo. A 2 settimane dalla Dunata nazionale delle penne nere a Vicenza, anche Bassano si veste a festa, con i gruppi di alpini che tirano a lucido le vie di scorrimento imbandierandole con il tricolore. Un lavoro certosino che nella mattinata ha riguardato la zona di Marchesane, ma che nei prossimi giorni arriverà fino al centro storico. Anche il ponte porterà sulle proprie spalle le bandiere tricolori, ma solo nei giorni immediatamente a ridosso del grande evento. D'altronde la città del ponte è una tappa obbligatoria per gli alpini e saranno decine di migliaia le presenze nei giorni della Dunata nazionale. E così i vari gruppi della sezione Monte Grappa si impegnano, ognuno per la propria zona di competenza, ad abbellire la città degli alpini, che ospiterà moltissimi partecipanti alla Dunata vicentina e sarà sede pure di importanti eventi collaterali. Nel centro storico parliamo tra i 110 e i 115 unità. Sono più di 100 i negozi chiusi nel centro di Bassano del Grappa, numeri che raccontano un esodo ormai incontenibile. Serrande abbassate, locali vuoti, tantissimi cartelli che spuntano sulle vetrine ormai dimenticate, con una scritta che si ripete in tutto il centro città. Affittasi. La novità che stiamo vedendo ora invece è che tante catene, che sono quelle che hanno contribuito a far schizzare in alto i prezzi degli affitti negli ultimi 20 anni, adesso hanno preferito chiudere i battenti e investire totalmente nelle loro piattaforme online. Investire oltre mura o nell'online, un commercio che guarda sempre più a nuovi orizzonti ma che non si arrende. Ci sono realtà che erano già chiuse, realtà che stanno chiudendo o hanno chiuso da poco, ma anche realtà che stanno riaprendo, realtà che hanno fatto degli spostamenti, dei reinvestimenti, dei cambi di tipologia di offerta merceologica. Quindi è una città che si sta trasformando. Città e commercio in trasformazione, fattori che la prossima amministrazione comunale dovrà tenere bene a mente per evitare un completo isolamento del centro storico, aiutare i commercianti a non chiudere, incentivare l'apertura di nuove attività, un tema che da qualsiasi punto lo si osservi necessita di soluzioni. La soluzione più semplice sarebbe trovare un sistema per calmierare gli affitti, quindi riportarli a delle proporzioni che possano essere gestibili e comunque affrontabili per chi inizia un'attività. L'altro aspetto invece è scommettere molto di più sul turismo, quindi siamo già a un ottimo livello, specialmente questo ponte del 25 aprile ne è la prova, bisogna fare molto di più. Monumento nazionale ma nessuna sorveglianza, solo tante chiacchiere e basta. È questa la segnalazione che arriva alla nostra redazione da un telespettatore di Rete Veneta, una fotografia che racconta la rabbia di un cittadino che ha visto il Ponte degli Alpini scambiato forse per un parcheggio di biciclette. Una lunga fila di bici, una quindicina infatti, appoggiate senza cavalletto alla delicata balaustra del ponte e nessun controllo. Ragnatele, scrostamenti, vandalismi, scritte e ora una balaustra utilizzata a mo' di rastrelliera, un ponte, quello degli alpini, che non trova pace. Si moltiplicano gli avvistamenti di lupi nella pedemontana bassanese. Dopo i 2 esemplari avvistati qualche giorno fa nelle campagne di Mussolente, ora la segnalazione arriva da Romano De Zelino. Nella notte del 25 aprile un automobilista ha filmato un lupo in via Marchi a 2 passi da piazza Cadorna, in una zona residenziale. L'animale si muove senza paura fra le case, poi, incalzato forse dall'arrivo dell'automobile dell'autore del video, inizia a correre e imbocca una laterale che porta in una zona meno abitata. La testimonianza si è subito diffusa a macchia d'olio in tutta la zona, dove sono sempre di più le segnalazioni di lupi. Solo poche settimane fa un esemplare era stato filmato a Bassano, vicino a Sarson, dove era stato anche predato un muflone. Si tratta, secondo le autorità, di animali che arrivano dall'altopiano e dal massiccio del Grappa, spinti in pianura dal prolungarsi dell'inverno. Nell'altopiano, infatti, i selvatici si stanno avvicinando molto alle zone abitate dall'uomo per cercare cibo e le predazioni di pecore e asini sono state parecchie nell'ultimo periodo. Ma il video del lupo fra le case di Romano rinnova le preoccupazioni di residenti e sindaci in un momento in cui l'Europa sta decidendo proprio sullo status di specie protetta del grande predatore.
dipingeva la bellezza attraverso la forza dell'amore. Erano in tantissimi alla chiesa di Crosara Marostica per l'ultimo saluto a Daniele Marcon, l'artista guerriero che ormai da 16 anni combatteva a colpi di pennello e colori la SLA, una malattia diagnosticata nel 2008 dopo un viaggio di ricerca artistica e spirituale in India che lo aveva piano piano paralizzato. Ma Daniele non si è mai arreso per sua moglie Sonia, per sua figlia Sofia, per tutti gli amici e per la sua arte. I suoi occhi, l'unica parte ancora mobile del corpo, sono diventati le sue mani sapienti. Daniele infatti dipingeva con il suo sguardo, con l'aiuto del padre ceramista, dirigeva un computer realizzando così le sue tele, geometrie ma soprattutto colori. La prima esposizione nel 1986 al Museo Civico di Nove, l'ultima un anno fa nella restaurata chiesa di San Giovanni a Bassano, un percorso artistico fatto di luce, sfumature ma soprattutto speranza. Lele, così lo chiamavano gli amici più stretti, lottava ogni giorno per la vita e per rendere la disabilità un punto di ripartenza, sfidando i limiti del possibile. Ha lottato fino all'ultimo Daniele Marcon, prima di spegnersi giovedì nella sua casa di Marostica a soli 58 anni. E come scrivono i suoi cari, amava i fiori e ogni cosa bella Daniele e ora finalmente è libero di volare fra i suoi colori. Scene di ordinaria follia in centro a Bassano. Erano da poco passate le 17:30 di sabato pomeriggio quando passanti e residenti di zona Scalabrini si sono trovati davanti questa scena. Un cittadino straniero, visibilmente ubriaco, che si abbassa i pantaloni denudandosi e iniziando a insultare a ruota libera chiunque in quel momento si trovava nei paraggi. Immagini che sono diventate virali e che hanno sollevato la ferma condanna dei cittadini, esasperati per i comportamenti irrispettosi in città. Immediato l'intervento della polizia locale. È stato identificato, neutralizzato, portato al commissariato e denunciato per quello che aveva fatto. Non è il primo caso, ci auguriamo che sia l'ultimo, ma anche nelle precedenti occasioni le persone che compiono questi gesti sono prontamente state identificate. Era talmente incapace di esprimersi in quanto era ubriaco fradicio, diciamo proprio così, papale, e andava in escandescenza, era anche un Marcantonio perché superava i 1,80 m, per cui c'è voluta l'abilità di tutti gli agenti coinvolti per neutralizzarlo. Ha tentato di aggredire anche i poliziotti e per questo il commissariato eleverà quello che riterrà opportuno di fare. Sicurezza, contrasto a degrado e vandalismi che vedono impegnati la polizia locale e l'assessore anche sul fronte Ponte Vecchio per sanzionare i ciclisti che lo attraversano ancora in sella alle bici e per contrastare il fenomeno degli addi al celibato in centro. Ci sono quelli che transitavano in bicicletta che adesso sono molto scemati anche in questa casa, sono molto pochi, tutti hanno imparato a rispettare il ponte, poi c'era il degrado degli addi al celibato proprio osceni, chiamiamoli così, che anche quelli sono nettamente in diminuzione anche grazie alle sanzioni e quant'altro che noi abbiamo messo in campo. Minaccia la sorella, poi si scaglia contro il fratello e il padre, semplicemente perché gli hanno negato di usare un'automobile. Il comportamento aggressivo del giovane ha costretto il genitore a denunciarlo. L'intervento dei carabinieri a San Martino di Lupari, nell'Alta Padovana, per sedare una lite familiare. Alla fine i militari hanno raccolto la denuncia del padre esasperato dall'atteggiamento dispotico del figlio di 20 anni. Il ragazzo aveva chiesto alla sorella di prestargli la macchina per qualche giorno perché più prestigiosa di quella in suo possesso, ma il suo rifiuto ha minacciato prima lei, poi gli anziani genitori e il fratello 24enne, scagliando loro contro delle bottiglie di vetro. Tensioni che sono continuate il giorno successivo quando il 20enne ha chiesto soldi al fratello, da qui l'ennesima lite violenta in cui lui ha minacciato di ucciderlo. L'uomo, quindi, impaurito, si è chiuso in auto ed è scappato.
Il giovane, inseguito dal fratello, ha incontrato una pattuglia dei carabinieri a cui ha chiesto aiuto, sostenuto dal padre che era salito in auto con il figlio violento nel tentativo di calmarlo. Il 71enne ha denunciato quindi il figlio 20enne, che è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Padova per minaccia ed allontanamento d'urgenza dal nucleo familiare. L'economia turistica bassanese è messa a repentaglio dalla chiusura della pista ciclabile che collega la Val Brenta con il Trentino. A lanciare l'allarme è il ristoratore e albergatore Roberto Astuni, che conosce molto bene il mondo del cicloturismo e che ricorda come l'economia turistica bassanese sia legata a doppio filo proprio con i flussi che si sviluppano su una delle più belle piste d'Europa. Peccato che la pista sia chiusa nei pressi del Cornale per la frana caduta a gennaio e questo stop potrebbe influire in modo drammatico sui 700.000 passaggi registrati sul percorso, gran parte dei quali riguardano il turismo tedesco in movimento sulla dorsale fra Monaco e Venezia. I treni non sono un'alternativa percorribile e Astuni lancia un appello e una bacchettata chiedendo che qualcuno si interessi a questa situazione. La risposta arriva immediata dall'amministrazione comunale di Enego, diretta interessata. Siamo in attesa di un preventivo per un progetto definitivo nel tratto di pista ciclabile in cui è caduto il masso e un'altra piccola frana. Insieme alla Regione, specialmente al Servizio Geologico e la tutela e sicurezza del territorio, abbiamo fatto delle ispezioni approfondite e insieme ad ARPA anche un rilievo fotogrammetrico della parte della montagna e quindi della valle che è a rischio caduta massi. Insomma, il comune c'è e sta facendo tutto il possibile per risolvere la crisi. Ci stiamo muovendo con tenacia e forza in attesa della risoluzione della questione. Stiamo sostenendo come comune di Enego tutte le spese progettuali ed incarichi in attesa di avere un piano economico definitivo e quindi lì saremo pronti a chiedere un contributo agli enti interessati dalla pista ciclabile come Regione e Provincia. L'abbraccio di Venezia a Papa Francesco, una giornata storica fatta di immagini e parole, di emozioni e sguardi, che Media Nord-Est ha raccontato in 7 lunghe e intense ore di diretta, cucendo intorno alle tappe ufficiali della visita del Santo Padre in Laguna un orlo ricamato con le voci, i volti, le sensazioni della gente del nostro territorio, ancora una volta vicini a voi, dentro alle storie di ciascuno che diventano la storia di tutti. Un grande impegno giornalistico, tecnico e umano a cui voi da casa avete assistito e partecipato in tantissimi, come prova il grafico in cui la linea rossa rappresenta come sempre gli ascolti di Antenna 3. Oltre 500.000 di telespettatori hanno seguito la diretta tra le 7 del mattino, quando è iniziata l'edizione straordinaria, e le 14, quando Venezia è ritornata alla sua quotidianità, con nel cuore la consapevolezza di un'esperienza straordinaria. Una domenica eccezionale per le televisioni del gruppo Media Nord-Est, che nell'arco della giornata hanno registrato oltre 830.000 telespettatori, quella che a Venezia abbiamo vissuto insieme a voi, avvicinando il pontefice e facendolo parlare ai nostri microfoni. Come sta? Posso chiedere l'abbraccio di Venezia? Come l'ha trovato? Un po' fresca. E questa visita in carcere? Il carcere sempre è una preferenza per me. Sa che tutta Venezia prega per lei? Benissimo. Tu sai che quando io entro in un carcere, tu sai cosa dico? No. Perché loro e non io. E adesso i giovani? Cosa dirà ai giovani? Avere del coraggio come questi qui che erano bravi. Grazie. Grazie. Dal toccante incontro con le detenute alla Giudecca al dialogo con gli artisti nella chiesa di Santa Maria Maddalena, dall'affettuoso scambio con i giovani della salute fino alla messa in piazza San Marco, voi con noi in un crescendo di emozioni e sullo sfondo quello scrigno di bellezza che è Venezia.